L'intento è dimostrare quanto e come la libertà di stampa e la professionalità nell'esercizio del giornalismo siano determinanti all'interno di una società che voglia dirsi democratica e inclusiva, e Tina Merlin rimane tuttora un punto di riferimento con le sue battaglie sempre dalla parte della gente, dare voce e ascoltare. E ascoltare, sentire anche empaticamente difficoltà, dolori, aspettative di questa gente, e poi scrivere anche di ciò che i giornali all'epoca normalmente non scrivevano. L'evento di venerdì prossimo alle 10:30 al Comunale di Belluno, Tina Merlin, giornalista d'inchiesta, oggi, presidio di verità, libertà e giustizia, è stato voluto dalla provincia di Belluno e dal Comune di Longarone su proposta del Sindacato Giornalisti del Veneto e della Federazione Nazionale della Stampa, cui hanno aderito la Sostampa Bellunese, Articolo 21 Veneto, l'Associazione Culturale Tina Merlin e scuole in rete. Proprio gli studenti raccoglieranno il testimone della giornata partecipando a un concorso che li vedrà impegnati per tutto l'anno scolastico. I ragazzi saranno così stimolati a fare dei piccoli articoli di indagine e di inchiesta, guardandosi attorno, e poi questi lavori verranno premiati durante il meeting delle scuole in rete, quindi proprio a conclusione in qualche modo del nostro percorso di quest'anno. Al Comunale arriverà Marco Paolini, autore della memorabile orazione civile sulla strage del Vajont. Con l'attore sul palco si alterneranno Adriana Lotto, presidente dell'associazione Tina Merlin, la giornalista d'inchiesta Floriana Bulfon, il coordinatore di Scuola in Rete Franco Chemello e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Giuseppe Giulietti. E con questo evento si vuole invece portare all'attualità quella che è la straordinaria professionalità, ma anche i straordinari valori che questa figura giornalistica aveva, ovvero il valore soprattutto della verità e della giustizia e del punto di vista di chi arriva sempre dopo.